Va ora in onda la rassegna stampa. Tropiano, non ha previsto che il nostro regista Simone avrebbe preso l'acqua questa mattina. No, però c'è quella nuvolosità irregolare, poi arriva il sole, poi arriva la nuvola cattiva, e se siete a piedi o in bicicletta o in moto, tenetene conto. Buongiorno. Io lo amo, oltre che Acerbis, io amo anche, oltre che i miei registi, Simone 1, Simone 2, La Vendetta, io amo anche i miei ascoltatori, soprattutto. E allora posso cominciare anch'io? Come certe compagnie di quelle che volano, dicendo buongiorno ascoltatori speciali dal sorriso meraviglioso e gli occhi spaccanti. Avete scaricato l'app? No, perché c'è anche l'app di Radio Libertà, eh? Cari ascoltatori che amo... Ti prendi la querela, Sammy Varin. Non si può più neanche dire ascoltatori speciali dal sorriso meraviglioso e gli occhi spaccanti, che arriva l'attore famoso e ti querela. Ma non c'è più religione. Buongiorno, come va? Va malissimo, signori. Sammy Varin pronto per la rassegna stampa. Ho questo prodotto particolare che nessun altro fa, una rassegna stampa così veramente non osa farla nessuno, però c'è la notizia della notte che non c'è su nessun giornale: un terremoto di 8.8 in Kamchatka, siamo nella Russia, con tsunami di 3-4 metri, molti feriti, evacuazioni. Allerta per gli Stati Uniti, Trump che dice state al sicuro, le onde alle Hawaii e in Giappone. Un sisma quindi molto forte. In questo momento sono su Repubblica, ma anche il Corriere: terremoto di 8.8 in Kamchatka, maremoto con onde di 3 metri, evacuazione in Giappone. Si parla soltanto per il momento di feriti, speriamo bene. Anche ad Avellino e Benevento c'è stato un terremoto nella notte, ma non ci sono danni gravi, non c'entra niente. Con una bella notizia del genere, come cominciare la giornata? Se non sperando, certo, sperando. Chi vive sperando, no? Oppure c'è com'è che era? Spero, prometto e giuro, reggono l'infinito futuro, ci raccontavano quando studiavamo il latino. E allora che cazzo c'entra? Il buongiorno si sente dal Varin, certamente, pronto e allerta anche quest'oggi, e ricordiamo il nostro numero di WhatsApp, perché vi serve nei prossimi minuti per commentare le notizie che vado a estrapolare dai quotidiani. C'è roba buona anche quest'oggi, non vi farò annoiare neanche per un minuto. 34067 09 659, memorizzate questo numero per i vostri WhatsApp: 340 67 09 659. Con un grande saluto a chi ci guarda sul video, sul sito radiolibertà.net, su Facebook e su YouTube, in particolare su Facebook nella pagina di Lega Salvini Premier. Tanti leghisti come me, celoduristi anche voi dall'87, oh mamma mia, eravate terroristi. Il buongiorno a chi ha scaricato l'app, appunto, ha seguito il consiglio dell'attore famoso e ci può anche guardare sull'applicazione di Radio Libertà. Provate questa cosa, schiacciate canali, potete scegliere tra radio e TV. Ma ne parleremo dopo. Intanto il Corriere: dazi, Europa e USA già divisi sull'intesa, conclusioni diverse. Signori, vince la burocrazia anche in questo caso. Ci sono due visioni diverse e allora è un casino. Sì, ma siamo testoni, siamo testoni. Qua in Europa non molliamo la burocrazia neanche quando ci prendono per le palle. La Repubblica: Palestina, il sì di Londra. La Stampa: accordo già in bilico, si parla di dazi. Il Resto del Carlino: Palestina, il sì di Starmer, antisemitismo è allarme.
Il Fatto Quotidiano, ve lo faccio vedere perché è sempre complicata la prima pagina del Fatto Quotidiano. Il progetto horror di Bibi, Gaza Riviera di Bibi, grattacieli e annessione. Progetto horror, 850.000 alloggi e palestinesi al sud. Dato alla Knesset questo progetto per tenersi buona all'estrema destra, Netanyahu propone una ricostruzione per soli ebrei e vuole tenersi metà striscia. È chiaro, adesso che ci mettiamo a riconoscere la Palestina, lui la fa sua e quindi, mica scemo ragazzi, zitti, che questa cosa che anche l'Inghilterra propone di riconoscere la Palestina, adesso dovete dirmi la vostra, noi lo chiediamo tra poco ai nostri politici, alle 8:45 avremo già un ospite, alle 9 un altro, ma voi potete già scrivermi al 340 67 09 659 cosa significa tutta questa voglia di riconoscere la Palestina. È carta straccia. Sai che mi è venuto un parallelo stupidissimo e mi scuso chiaramente per l'ignoranza, però il parallelo è stupido. Mi sembra come quando alcune grandi città in Italia danno in mano un foglio all'immigrato con scritto sei italiano, la famosa cittadinanza farlocca, che è finta, è un foglio che non ha nessun valore, capito? Mi viene in mente questo: noi riconosciamo la Palestina anche se non c'è, così come diamo in mano la cittadinanza farlocca agli immigrati che pensano così di essere italiani. No, non gliene fotte assolutamente nulla. O quello che vorrebbe fare Forza Italia, ce l'ha ancora in mente, minimo, nonostante Pier Silvio, è di riconoscere in anticipo la cittadinanza italiana per i ragazzi che vivono nel nostro paese. È un parallelo molto stupido e me ne scuso, però io sono un tipo sincero. Stato di Palestina, questo è il manifesto, signori. 60.000 uccisi in 22 mesi di offensiva israeliana a Gaza, ma il numero è al ribasso, il futuro è macabro, l'ONU sta per dichiarare la carestia, è come il Biafra, e mentre Netanyahu pianifica l'annessione, Londra minaccia, tra virgolette, è quello che pensa qualcuno, di riconoscere lo Stato di Palestina se Israele non cessa il fuoco. Stato di Palestina, scrive oggi il manifesto, subito sotto naturalmente la questione dazi, le versioni UE e USA non tornano. Quindi l'accordo non è giuridicamente vincolante. Anche qui, ragazzi miei, ditemi la vostra perché io mi sto arrendendo, non capisco più niente. Inviate un messaggio al 340 67 09 659. Io mi tuffo subito sui quotidiani, sulle prime pagine di quest'oggi, partendo da Avvenire, che ha un titolo comunque bello esplicativo: l'intesa paga dazio. Emergono interpretazioni differenti rispetto ai prodotti colpiti dalle tariffe: acciaio, farmaci, digitale e chip. Giallo sull'accordo. Due testi diversi tra USA ed Europa. Bruxelles difende le regole per il web. Il piano del governo: niente rimostranze per negoziare e accesso ai prestiti safe per il riarmo. Insomma, scrive Avvenire, è nebbia fitta sui reali contenuti dell'intesa sui dazi al 15% con USA e Unione Europea, che divulgano note che su punti decisivi appaiono addirittura agli antipodi, e i dettagli su acciaio, farmaceutica e digitale sono ancora oggetto di trattativa. Un'incertezza che pesa sugli umori delle cancellerie e dell'Europarlamento. A Roma, dopo le prime crepe nella maggioranza, Meloni convoca i leader e chiede di mettere il negoziato al riparo dalle divisioni. Decisa inoltre l'adesione dell'Italia ai prestiti safe per finanziare i progetti in armi e lasciare risorse per le imprese nella legge di bilancio. Sempre su Avvenire, anche il Regno Unito riconoscerà la Palestina. Londra è pronta a riconoscere, tra virgolette, lo Stato della Palestina. Lo ha annunciato il Premier Starmer. La decisione sarà presa entro settembre, prima dell'Assemblea Generale dell'ONU, a meno che Israele non compia passi per risolvere la terribile situazione nella striscia di Gaza attraverso un accordo a lungo termine. Israele bolla la decisione come un regalo ad Hamas.
L'enclave, l'incubo carestia, è una realtà certificata dall'Indice Mondiale della Fame, raggiunto il livello massimo dell'insicurezza alimentare. Per i media israeliani, Netanyahu sarebbe pronto a dare l'ultimatum ad Hamas sugli ostaggi, minacciando l'occupazione. Questo ed altro nella prima pagina del quotidiano Avvenire, che lasciamo subito per passare, come vi dicevo, al Corriere. Dazi, Europa e USA già divisi sull'intesa, conclusioni diverse, ma in centropagina la mossa di Londra dopo Parigi, anche Starmer preme su Israele, sì allo Stato di Palestina. Chiaramente vi chiedo un controllino, cosa sta succedendo secondo voi? La famiglia ebrea assalita, il Corriere prosegue, signore, è stato quello che ha dato più spazio a questa notizia ieri e anche oggi prosegue, chiaramente andando a intervistare la persona che è stata oggetto di questo odio razziale. Famiglia ebrea assalita, IPM, odio razziale, e subito sotto il caffè di Massimo Gramellini che si intitola Abbasso e viva. Inutile girarci intorno, il pestaggio del signore francese con la kippa, l'autogrill di Lainate, ha una chiara matrice antisemita. Milioni di persone in Italia e in Europa contestano le azioni di Trump, almeno quanto quelle di Netanyahu. Eppure, e per fortuna, a nessuno è mai venuto in mente di prendere a schiaffi un turista americano e tantomeno uno francese solo perché indossava un cappellino rosso con la scritta Make America Great Again. Oddio, in questi casi dipende anche dove ci vai con questo cappellino. Ma qui ci fermiamo, il caffè di Massimo Gramellini vi aspetta sul Corriere, a noi invece ci aspetta il Parlamento. Qui Parlamento. Ed è un piacere avere con noi l'onorevole della Lega Simonetta Matone. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Parliamo dell'articolo 21 della Costituzione, che a quanto pare è sconosciuto in certe parti del Campidoglio. Parliamo della rimozione dei manifesti della Lega sul decreto sicurezza, ed è pure arrivata la denuncia di Maggi, signori. Colpo di teatro, signori. Cosa sta succedendo? Diciamo che io non so di chi è stata l'idea di questi manifesti, ma è stata una cosa che ha fatto impazzire completamente la sinistra in quel di Roma. Matone. Ma è successo questo, che questi manifesti sono stati affissi un po' dappertutto e spiegano che cos'è il decreto sicurezza, perché purtroppo di questa legge se ne parla, ma se ne parla anche in maniera abbastanza confusa. E l'intelligenza artificiale ha realizzato delle immagini esplicative, dei punti secondo noi centrali del provvedimento sulla sicurezza, che sono l'occupazione delle case, che è una norma assolutamente sacrosanta, perché io a chi lo contesta dicendo che è un attentato alla libertà faccio sempre questo esempio: tu sei un pensionato ultra ottantenne, vai in ospedale e torni, trovi la casa occupata e devi aspettare 1 anno o 2 anni per poterne rientrare in possesso. Col decreto sicurezza viceversa chiami la polizia che in 448 inaudita altera parte, come diciamo noi giuristi, ti sbatte fuori l'occupante illegittimo e tu rientri in possesso del bene. Penso che chiunque possa essere d'accordo con questa procedura. Il problema qual è? Che l'intelligenza artificiale ha creato un'immagine, che è stata però ovviamente politicamente approvata, della polizia che fa uscire gli occupanti, e questi occupanti sono una persona di colore, un uomo, una rom e un altro soggetto. Questo è quello che ha indignato i benpensanti. Stessa cosa sul manifesto che riguarda i borseggi sulla metropolitana. Stop alle borseggiatrici incinte, andranno in carcere, cosa che non è nemmeno esattamente vera, perché non andranno in carcere ma andranno in strutture protette. E si vede di spalle
una persona che poi io, che ho fatto per tantissimi anni il magistrato, posso identificare come una rom, non si vedono in faccia, che viene portata fuori dalla polizia. Ora, per quanto concerne le occupazioni delle case, c'è da dire che le case vengono, io ho fatto tanti processi di questo genere, sono occupate anche dagli italiani e non soltanto dagli stranieri. Per quanto riguarda i borseggi sulle metropolitane, ahimè, sono organizzazioni molto sofisticate di rom che gestiscono questo tipo di reato. E persone che non finiscono in carcere perché incinte. Questo schifo finirà perché per legge sarà il magistrato a valutare sulla base del certificato penale se quella donna deve andare in carcere oppure deve andare in una struttura protetta oppure deve essere libera. E tutto questo, essendo un messaggio comunicativo molto efficace, non è piaciuto alla giunta, ok? Che cosa accade però? Che colei che si è resa artefice di questo capolavoro, l'ordine di rimozione, è venuto da un assessore donna che io ben conosco, ma che la conosco perché anche io ho partecipato alle elezioni, perché io correvo come prosindaco, poi ha vinto Gualtieri, ma questa è un'altra storia, e con la piccola differenza che io, Simonetta Matoni, ho preso 5.150 voti, lei ne ha presi 607, sono andata a rivedermi ieri i numeri. Questa signora è stata piazzata da Gualtieri al ruolo di assessore e si è permessa di fare questo. Io però credo che sia la longa manus di altri, cioè che questa scelta sia stata assolutamente condivisa dal sindaco e dalla giunta. E quindi, Pronto? no, ti sto ascoltando praticamente. Da una parte un risultato potentissimo di questa comunicazione della Lega, No, certo. dall'altra parte la censura comunista, scrive No, qualche giornale. una censura feroce, una censura che vuole che del decreto sicurezza non si parli, una censura che vuole che non si parli dei risultati ottenuti dalla Lega, perché queste norme, queste più incisive, sono frutto di una battaglia della Lega. Addirittura sulla Rom incinta, io presi la parola a difesa di questa norma quando si discuteva in Parlamento, è successa una gazzarra indegna. Addirittura i lavori sono stati sospesi in aula per quello che accadeva e per le urla contro di me, perché queste persone parlano senza conoscere il problema. Il problema delle Rom che vanno a borseggiare è un problema gravissimo, ma è un problema che attiene anche allo sfruttamento delle stesse. Cioè, che cos'è che le spiazza? Se tu il problema lo imposti dal punto di vista della difesa della donna che viene costretta, obbligata a calci e pugni ad andare a rubare, che se torna al campo rom senza i soldi viene massacrata di botte. Io questo lo conosco bene, questa situazione, perché per 17 anni sono stata pubblico ministero per i minorenni e ho trattato questo tema dal punto di vista dei minori. Allora, quello che sconvolge è affrontare il problema non dal punto di vista ideologico, ma dal punto di vista sostanziale e sociale e dire: ma guardate che voi difendete l'indifendibile, cioè se voi non volete il carcere per queste donne, vuol dire che voi volete lo sfruttamento intensivo di queste donne. Se voi non volete la norma sull'occupazione delle case, voi siete dalla parte di chi alla persona anziana, fragile ed indifesa, viene tolta la casa, e voi siete dalla parte degli occupanti. Capisce perché il tema va ribaltato? Certo. Questo è che fa impazzire questi qua. Il fatto che il tema va affrontato in tutte le sue sfaccettature e dire: va bene, tu sei contrario a questa norma, quindi da che parte stai? Perché il problema è da che parte stai.
sei dalla parte di quella che è vittima a sua volta di un'organizzazione criminale che la obbliga ad andare a rubare. Il problema qual è? Che grazie alla Cartabia questo tipo di reati è diventato procedibile a querela. È ovvio che il turista che sta a Roma 48 ore non vuole perdere tempo ad andare a fare la denuncia e a chiedere la punizione del colpevole. E quindi queste sono letteralmente impunite. Lì c'è una giungla. Io ho mio figlio che è un carissimo amico carabiniere che non dico che mi insulta, ma tutte le volte mi parla di questo fatto, dell'inutilità di arrestarle visto che i miei colleghi le mettono fuori il giorno dopo. Certo. Perché sono incinte, perché hanno i bambini. È tutto questo assetto che va sventato. E la Lucarelli che fa? Quella dei 607 voti fa strappare i manifesti. Capisce che è un fatto gravissimo, perché dietro vuol dire non accettare le vittorie del tuo avversario. Questa battaglia noi l'abbiamo vinta perché siamo al governo, ci facciamo belli di questo ed è giusto farci belli di questo. E allora che faccio? Ti strappo i manifesti. Capisce che è una cosa gravissima. Vuol dire proprio che sei proprio alla frutta dal punto di vista della battaglia dialettica. Chiaro. Però questo io lo vedo tutti i giorni in Parlamento, quindi non è che non mi meraviglio più di tanto. Oggi alle 11:30 ci sarà un flash mob a Via dei Cerchi sotto l'assessorato della signora. Io andrò perché ritengo giusto protestare contro questa cosa che, ripeto, è gravissima. E io non posso che ringraziare l'onorevole Simonetta Matone per aver messo sul tavolo queste problematiche spiegate alla perfezione. È chiaro, io come reazione, la prima reazione che farei certamente è passare qui dove siamo appunto in via Bellerio e ritirarmi un bel poster di quelli che abbiamo pubblicato a Roma e andarlo ad affiggere nella mia città, nel mio paese. Sarebbe una bella reazione. Le occupazioni delle case sono un problema generale. Chiaro. Io ripeto, ho fatto tanti processi. Il manifesto forse è errato perché ci sono anche gli italiani, sono tantissimi. Certo, bisognava metterne anche qualcuno, e magari anche uno vestito in giacca e cravatta, magari uno, cioè anche la Rom, insomma adesso lo sappiamo, se ne sono anche di vestite bene e che proprio non sembrano Rom, sembrano... Sulla metropolitana sono solo Rom e qualche centro e sudamericano, dall'alto o dal basso della mia esperienza lo posso assicurare. Le occupazioni delle case sono, voglio dire, molto trasversali, ma perché le occupano? Perché il comune le case non le dà, le case non ci sono. In più il Gualtieri ha fatto una cosa gravissima perché ha cooperato per 22 milioni di euro un immobile per darlo agli occupanti. Cioè ha premiato le occupazioni illegittime. Pensate quelli che stanno in graduatoria e che vedono questi che occupano la casa e che rimangono dove stanno perché il comune gli ha comprato la casa. Questo è un altro scandalo sul quale noi protestiamo, ma siamo una voce nel deserto. Io ringrazio davvero per questo collegamento e ci ha messo dei begli argomenti sul tavolo per tutta la mattinata l'onorevole Simonetta Matone. Ciao Simonetta. Arrivederci e grazie, ciao a tutti, buona giornata e buone vacanze se le fate. Grazie altrettanto. Qui Parlamento. Ancora il buon mattino da Sammy Varina, insomma, non male, abbiamo già parecchi argomenti sul tavolo e tantissimi sono i vostri WhatsApp al 340 6709 659, il bello della nostra radio, che potete commentare in tempo reale quello che diciamo su queste frequenze, anche con un messaggio audio. E allora ce n'è uno sul cursore, sentiamo cosa dice questo. Pier, sì, un riconoscimento di un territorio palestinese ci deve essere, ma in questo momento qual è? Come possiamo immaginare che ci sia un territorio della Cisgiordania in mezzo a Israele e poi Gaza controllata da
non è possibile. Sicuramente si dovrà immaginare un territorio che sia gradito alle popolazioni realmente palestinesi, ma non ho visto questa grande solidarietà degli arabi, perché sono arabi palestinesi, né da Egitto né da altri. La Russia ha già detto che se il territorio fosse nella Siria, loro si preoccupano di tutelare i siriani. Francamente è un po' complicata la cosa, al di là delle pagliacciate così da fare un po' notizia, tipo Micron o Starmer. Grazie. Prima di riconoscere la Palestina bisogna nominare un governo, un popolo, un territorio unitario. Dove sono? Costoro al momento riconoscono solo Hamas, che infatti gongola. E infatti, secondo me sarebbe solo un segnale, un volere esagerare la cosa per lanciare un segnale. Il problema è che lanci un segnale e qualcuno lo prende al volo. Un tentativo mai riuscito di ammorbidire Hamas sul rilascio degli ostaggi e mettere fine alla guerra di Gaza, scrive invece Marco. Luca da Brescia, il secessionista se la prende con la bandiera italica. Ci siamo passati, dai. Non lo dite? Ma la società Autogrill, il cui cassiere ha menato l'ebreo, non ha niente da dire? Non ha preso nessun provvedimento? Te me lo chiedevo anch'io, io non lo so, no, chiaramente prendo le distanze, non ho idea se sia fondata questa notizia, il cassiere dell'Autogrill ha menato l'ebreo, assolutamente non lo so, però ci aspettiamo anche che il Corriere vada a intervistare questi personaggi che erano presenti e che a quanto pare hanno fatto parte dell'aggressione. Quest'oggi il Corriere riprende in prima pagina l'argomento: famiglia ebrea assalite, i PM odio razziale, e chiaramente poi all'interno prosegue la notizia, proseguono le interviste e il cassiere non c'è, quindi insomma aspettiamo il cassiere, semmai ci sia un cassiere che ha assistito alla scena. Ci fermiamo, signori, c'è la pausa delle 9 con la musica indipendente. Oggi una bellissima versione di The Girl from Ipanema di Luigi Zimmiti e poi cercheremo il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
Ragazzi, questa dovete sentirvela tutta, sono tipo 9 minuti di brano The Girl from Ipanema, Luigi Zimmitti con Camelo di Grande. Qui Parlamento. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. Assolutamente sì, ben trovato al sottosegretario di Stato, senatore Alessandro Morelli, buongiorno. Buongiorno Sammy, buongiorno agli ascoltatori. Allora, qui non lo so, adesso c'entra ancora la burocrazia europea vince, cosa sta succedendo persino sull'argomento dazi, accordo già in bilico, titola oggi il quotidiano La Stampa. Fatto sta che a poche ore dall'entrata in vigore dei dazi ci sono testi diversi di Washington e di Bruxelles e quindi l'accordo non è ancora un accordo. Cosa sta succedendo secondo te? Come bisogna comportarsi? E giustamente c'è Matteo Salvini che chiede l'azzeramento del patto di stabilità. Bisogna prendere comunque delle decisioni anche all'interno dell'Unione Europea. Alessandro Morelli. Guarda Sammy, il ragionamento è molto semplice. Dal punto di vista politico sono tutti arrabbiati tutti i governi sono arrabbiati con Ursula von der Leyen che l'Europa ha deciso di porre come possibile argine rispetto alle richieste da parte sua legittime di Donald Trump. Sono tutti arrabbiati, ma forse si sono dimenticati di averla sostenuta fino a pochi giorni fa. L'hanno sostenuta non a parole, nei fatti, perché l'hanno sostenuta molti partiti, anche del centrodestra italiano, l'hanno sostenuta nel primo mandato von der Leyen, che ha causato polemiche fortissime, adesso dei passi indietro della stessa Europa rispetto al tema del Green Deal e tanto altro. Dall'altra parte l'hanno in seguito sostenuta nel secondo mandato von der Leyen, quindi se non si fossero accorti o accontentati del primo, hanno avuto anche una seconda possibilità per bocciare le politiche di von der Leyen con le quali la von der Leyen si è mossa in tutti questi anni. Dunque il ragionamento molto semplice è che si accorgono con un po' di ritardo di quanto von der Leyen ha fatto in questi anni. Oggi se ne lamentano, noi stiamo ad osservare, chiaramente diciamo che lo spunto burocratico al quale facevi riferimento è semplicemente pretestuoso, perché è la politica in questo caso che comanda, e ulteriore dimostrazione che la politica, quando porta avanti gli interessi di Francia e Germania, vince sempre. E a proposito di politica, di che tipo di politica, anche qui siamo su tutte le prime pagine, il Regno Unito riconoscerà la Palestina ed è inutile che te lo dico, ma su molti quotidiani è tutto uno strombazzare dicendo come l'ha riconosciuta la Francia, adesso riconosce l'Inghilterra, che fa l'Italia? Resta fuori? Io ho fatto un paragone assolutamente errato, però mi è venuto così. Il paragone che faccio io è l'illusione che alcune città italiane e devo dire anche un partito del centrodestra vorrebbero dare
agli immigrati che vivono nel nostro paese, la famosa cittadinanza farlocca che alcuni comuni distribuiscono agli immigrati di seconda generazione, che gli fanno credere che sono italiani, o addirittura a qualcuno all'interno del centrodestra che vorrebbe dargliela in anticipo, così magari fanno i bravi. Che cosa c'è dietro questo riconoscimento della Palestina? Naturalmente, con tutto rispetto per chi in questo momento in Palestina sta soffrendo e sta morendo. Morelli. Allora, anche qui la responsabilità come sempre è politica, ed è politica non del politico, dell'amministratore, di chi sta al governo, ma la responsabilità è politica di chi decide di non andare a votare o decide di sostenere dei partiti che apertamente prendono il gradimento in sede elettorale di certe fazioni, di certi gruppi, di certe associazioni organizzate. Perché faccio questo riferimento molto più in piccolo, senza fare il paragone rispetto alla Palestina, dove dobbiamo ricordare in Inghilterra, in Gran Bretagna, trova un elenco, ritrovi su internet, Sammy, quanti sindaci, tanto per dirne una, di grandi città della Gran Bretagna oggi sono di fede musulmana, di origine di paesi stranieri, magari persone di seconda generazione, ma musulmani, e quindi è chiaro che vanno in quella direzione. Dall'altra parte, in Francia è inutile che ci stare a ricordare quanti immigrati di origine islamica, dei paesi islamici, oggi oramai sono cittadini francesi, quindi esprimono la loro preferenza e il loro voto. Ma ti davo questo spunto, dicevo, molto più in piccolo, chiaramente, e senza toccare la tragedia della guerra. Guarda che cosa sta succedendo al comune di Bologna. A Bologna la sinistra di governo ha dato l'ok, anzi ha proposto e promosso, a seguito delle sollecitazioni da parte di associazioni islamiche, ha promosso la possibilità per i giovani che frequentano le scuole pubbliche di avere la dieta halal. Cos'è la dieta halal? È sostanzialmente una dieta che rispetta i precetti islamici nei confronti nei confronti della carne. Quindi in questo caso, per essere rispettosi della religione islamica, prima della macellazione degli animali, quindi ovini, bovini, i polli e quant'altro, ci deve essere una filastrocca, che è una parola che viene espressa di rispetto nei confronti dell'animale. L'animale in seguito viene sgozzato da vivo e completamente cosciente, perché questo è il precetto islamico. Dunque uno si aspetterebbe che la sinistra, normalmente ambientalista, animalista e quant'altro, una cosa di questo genere la debba ritenere veramente non solo antistorica, ma fuori da letteralmente ogni grazia di Dio. Torniamo quindi al dunque. Le associazioni islamiche, che invece questo tema lo vogliono portare a casa, hanno chiesto al comune di Bologna di poter avere questa disponibilità di questa carne halal per i giovani islamici delle loro vicini, di famiglie vicine a loro, e il comune di Bologna ha dato il proprio ok, in contrasto, come dicevo, a ogni sana regola di benessere animale. Perché? Perché è chiaro, il comune di Bologna, la sinistra bolognese, prende i voti da parte di associazioni organizzate anche islamiche, e dunque per questa ragione deve accontentare parte del suo elettorato. È abbastanza semplice da capire, non è che ci dobbiamo girare troppo intorno, e la responsabilità di tutto questo è anche di chi decide, per esempio, di non andare a votare, quindi annacquando la quota di elettorato e valorizzando, annacquando la quota di elettorato, le minoranze organizzate. È chiaro che se il 70% dei cittadini va a votare, quel 1% che è il valore, adesso chiaramente i numeri li sto sparando a caso, ma è per far capire, quell'1% che viene rappresentato dall'associazione islamica ha un valore importante.
1%. Ma se è il 35% l'affluenza alle urne, quell'1% magicamente diventa il 2% dell'elettorato. Dunque il peso delle associazioni, in questo esempio veramente basic, raddoppia. È chiaro che poi questi decidono e vanno dal sindaco e gli dicono: amico mio, io ti ho fatto avere 1.000 voti, 2.000 voti, 3.000 voti, grazie a quel 2%. Molto spesso nei comuni si vince, la sinistra vince rispetto al centrodestra e il centrodestra perde. E quindi io ti ho fatto vincere le elezioni, adesso mi devi dare delle risposte. Le risposte quali sono? Chiaramente la realizzazione delle moschee, che, lo ricordo, in questo paese non è ancora regolata, semplicemente perché è impossibile regolare i rapporti con una religione, quella islamica, che non è in grado di regolarsi autonomamente tra sé, e quindi non c'è un interlocutore unico della quota islamica della popolazione. E dall'altra parte, quindi le moschee, e dall'altra parte queste altre iniziative, la carne halal nelle scuole, poi magari sarà il permesso di andare un po' più in giro in velo, col velo rispetto ad altre realtà, muoversi per combattere contro le leggi che impongono in Italia, lo dobbiamo sempre ricordare, il divieto per portare il velo islamico che copre completamente la donna, eccetera, eccetera. È semplice, questa è politica, ma è politica basic, me ne rendo conto, ma è la realtà. Tutti quelli che si arrabbiano del fatto che i poveri agnelli verranno sgozzati, i polli vengono trucidati, eccetera, e sappiano che è anche una loro responsabilità e non si possono solo lamentare del cattivo Islam o del pessimo sindaco che ha fatto le sue scelte. Signori, Morelli vi ha risvegliato bruscamente, sono arrivati decine di WhatsApp al 3406709 chiaramente qualcuno si chiede che fine hanno fatto gli animalisti a Bologna, se li sono mangiati nel kebab probabilmente, qualcuno mi scrive la tunica ti smagrisce, e fanno dello spirito verso di me, è chiaro? Il futuro sarà anche questo, se le donne mettono il velo e il burka, noi uomini con la tunica. Però potrei stare bene. No, scherzi a parte. Però un semivarin, perdonami, un semivarin ciabattante proprio non me lo vedo. No, sono proprio i miei limiti psicologici e penso che la gente davvero non mi riconoscerebbe più. No, senti, a proposito, una situazione che sta forse veramente sfuggendo di mano in alcune città francesi, e il primo a pubblicare questa notizia è stato il quotidiano Repubblica qualche giorno fa, è incredibile. In alcune città francesi i sindaci hanno adottato il coprifuoco per i minori di 15 anni. Attenzione, anche a Praia Mare, e qui siamo in Calabria, coprifuoco. È chiaro che uno pensa, è giusto, poverini, magari poi si fanno male, qualcuno gli fa del male, eccetera, lasciamoli in casa. No, il coprifuoco è contro di questi che vanno in giro a picchiarsi, a violentare, a rompere, a distruggere anche qua in Italia. E questa è una cosa che sta accadendo in varie città, io non so se sono tutte amministrate dal PD, ma mi viene il dubbio. A Praia Mare in particolare oggi c'è l'intervista a un sindaco che ha scelto di fare lo stesso coprifuoco. Morelli, cosa sta succedendo? Chiaramente noi cosa ci aspettiamo? Importiamo subculture e diventiamo subculture, abbastanza semplice anche questo, caro Sammy. Noi dobbiamo stare attenti a quello che ci portiamo in casa. Immagino che tu a casa tua stai insomma con l'occhio lungo rispetto a chi ti porti in casa, e quando i tuoi bimbi saranno grandi valuterai le persone che ti portano a casa, e purtroppo questa finta accoglienza alla quale abbiamo aperto tutte le porte ci ha portato a questa difficile realtà. La cosa assurda è che abbiamo degli esempi, abbiamo la Francia, abbiamo la Germania, abbiamo la Gran Bretagna, come dicevamo, i paesi del nord, che da questo punto di vista sono più avanti, e malgrado tutto questo non ci preoccupiamo minimamente di mettere un argine. Ma perché? E torniamo al ragionamento iniziale. Non è che uno del PD sia contento di avere minacciato il proprio figlio o la propria figlia che va in giro per strada. Non è che quelli del PD non vivono a Milano,
a Bologna, a Roma, nelle città dove c'è una maggiore pressione immigratoria e la presenza di questi maranza o come vengono chiamati. E però il loro interesse è comunque quello di portare avanti delle iniziative che vanno nella direzione di attrarre i voti di queste associazioni organizzate. È chiaro che io immagino che difficilmente un'associazione culturale che apre una moschea abusiva, l'imam o diciamo il reggente dell'associazione suggerirà ai propri concittadini, perché poi diventano italiani e quindi votano, di votare la Lega, perché sanno che se arriva un sindaco della Lega, questo è la prima cosa che fa, è chiudere la moschea abusiva, di cercare di ripristinare l'ordine, chiaramente sapendo le difficoltà dei sindaci, magari facendo la step, ma quello è l'obiettivo. Secondo te l'imam dice votate la Lega? Mi sembra abbastanza evidente che l'imam suggerirà di votare a quelli che hanno acquisito la cittadinanza italiana, di votare esponenti del Partito Democratico che sono coerenti e disponibili non solo a raccogliere i loro voti, ma anche ad aprire a iniziative che sono esattamente contro l'interesse generale. L'ultima battuta per Alessandro Morelli e intanto dopo 2000 anni, sono parole di Matteo Salvini, il progetto del ponte sullo stretto è pronto per il via libera. Alessandro. Noi questa settimana ci sarà una riunione tecnica che si chiama Pre-CIPES, il CIPES è il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica che si tiene a Palazzo Chigi. Sarà una riunione tecnica che dipanerà le ultime asperità, le criticità che di fronte a progetti di questo genere è evidente che ci sono e nascono, ma che possono essere risolti. Dunque terremo questa riunione proprio in questi giorni, chiuderemo dunque dal punto di vista tecnico il tema del ponte finalmente, e nella prossima settimana riusciremo, in questo caso in sede politica, quindi con il CIPES, questa settimana il pre-CIPES, quello tecnico, settimana prossima il CIPES, cioè il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, chiuderemo dal punto di vista politico, quindi con tutti i ministri presenti, una loro votazione, chiuderà tutta l'iter burocratico, dovremo attendere solo l'approvazione della Corte dei Conti di questa delibera e poi le USP potranno iniziare a lavorare. Finalmente ci siamo. E qui non posso far altro naturalmente per ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte di questo progetto, ma non solo del progetto del Ponte sullo Stretto, perché ne parliamo ogni giorno su questo fronte in tutta Italia. Sono lavori che stanno finalmente proseguendo, nonostante fossero impantanati da qualcuno negli scorsi decenni. È vero, Alessandro? Guarda Sammy, giusto venerdì io sarò a Sondrio e a Tirano per le varianti legate stradali, in questo caso parliamo di opere ANAS, legate alle Olimpiadi invernali 2026, due successi, le infrastrutture a cui faccio riferimento e le Olimpiadi invernali, che sono merito della Lega. In seguito andrò a visitare il cantiere del tunnel del Brennero, che al pari del ponte è una incredibile opera ingegneristica. Stiamo parlando di oltre 40 chilometri di galleria che permetterà alle merci della pianura padana, di tutta la Padania, di arrivare rapidamente al centro dell'Europa. E quindi insomma investimenti che da nord a sud investono tutto il paese con una logica. Chiaramente finalmente qualcuno ci mette un po' di testa e sceglie di avere una strategia anche su questo che, diciamolo serenamente, è una quota importantissima del successo dell'economia nazionale e in particolare chiaramente del nord. E sceglie di mettere un po' di pepe in culo, come si dice, a certuni che per decenni non hanno fatto nulla. Chiaramente ringraziamo il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli. Grazie Sammy e buon ascolto a tutti. Avete ascoltato l'Italia da fare. Qui
Parlamento. Che risveglio, quello che vi ha dato Alessandro Morelli. Inviate i vostri messaggini al 340-6709-659 dopo le 9.30 e ne leggo, perché ce ne sono tantissimi. Ritorniamo in rassegna stampa, dicevamo sul Corriere, la richiesta del governo a Bruxelles, più dettagli per poterci tutelare, parlando di dazi. Un'ipotesi da evitare se si ha a cuore la libertà d'impresa è quella del ristoro, secondo Ferruccio De Bortoli, una testa importante sul quotidiano Il Corriere. Giro pagina, ci sono le opposizioni alla Premier che, indovinate un po' che cosa chiedono? Venga in aula a spiegare, sanno dire solo quello. Il Movimento 5 Stelle contro la von der Leyen. Meloni si era posta come mediatrice, questo è anche un suo fallimento, dice Zingaretti. Immagini, gira la frittata in maniera. Anche Londra riconoscerà la Palestina nella striscia, i morti sono 60.000, siamo ancora sul Corriere. Il paginone sugli ebrei aggrediti, si indaga per odio razziale e il padre denuncia ora insulti online, e naturalmente intervista il Corriere, suoceri, generi, e adesso si racconta com'era la vacanza. Mio suocero vittima di un atto antisemita, ci aspettiamo giustizia. Il genero, intervistato sul Corriere da Fabrizio Guglielmini, la kippah non è un simbolo politico. Chiaro che adesso ogni giorno c'è il paginone sul Corriere, ma giustamente, signori, avere un'area di servizio qui a 2 passi da Milano dove succedono queste cose, io non mi fermo più, ho paura. Sto scherzando, dai, cerco di sdrammatizzare. Caos a Taranto, il passo indietro del nuovo sindaco frena il piano Ilva. Siamo ancora sul Corriere, ma sto girando lentamente le pagine per arrivare qua. Guarda qua. Pagina 18, oltre a West Nile, 7 vittime in Italia, contagi anche in Lombardia. Attenzione alle zanzare, ce lo compriamo un po' di Raid, ci compriamo lo spruzzino da metterci, quello che fa scappare via la zanzara. Io volevo farvi vedere questo. Ne parla solo il Corriere, ma era già nell'aria. Dopo la Francia, anche l'Italia, ne abbiamo parlato prima con Alessandro Morelli. Carlo Macri parla del coprifuoco del sindaco. Gli under 14 a casa entro mezzanotte e mezza, basta notti da incubo. L'ordinanza nel Cosentino, siamo a Praia Mare in Calabria. Multe fino a 250 euro. Chiaro che uno dice, fa bene, i ragazzetti circolare a una certa ora, io e i miei figli stanno uscendo, ma non possono mica stare in giro fino a mezzanotte, li vado a cercare, altro che... signori, non è così. L'ordinanza del sindaco vieta a questi ragazzetti fino a 14 anni e anche a 12 di uscire di casa, non perché si ha paura che qualcuno possa fargli del male, cioè si fanno del male tra di loro e distruggono cose. Non avete ancora capito? Vi leggo l'articolo. La giornata dei ragazzini al di sotto dei 14 anni a Praia Mare in questi mesi estivi finisce 30 minuti dopo la mezzanotte, più o meno come Cenerentola, per poi riprendere alle 7 del mattino. Un'ordinanza del sindaco Antonino De Lorenzo vieta infatti ai minori di uscire da soli dopo questo orario. Pena una multa di 100 euro per i ragazzini, ma soprattutto di 250 euro per i genitori o chi ne esercita la vigilanza. Cioè, ci fanno pagare anche a noi. La multa aumenta del 50% in caso di recidiva e può portare anche alla sospensione dei minori dagli eventi pubblici organizzati dal comune, il DASPO per i bambinetti. A vigilare saranno gli agenti della polizia locale e i carabinieri. Un atto dovuto, spiega il sindaco, siamo a Praia Mare, CQ, voi che siete in vacanza lì in zona, attenzione, se avete figli, mezzanotte e mezza come la scarpetta di Cenerentola, andateli a pigliare. Un atto dovuto legato ai problemi di sicurezza. Nella cittadina rivierasca
berarasca del terreno cosentino, nota per l'isola di Dino, che si staglia di fronte all'abitato paraiese, le notti sono diventate un vero incubo per i residenti. I cittadini di Praia sono costretti a subire schiamazzi notturni, liti tra giovanissimi spesso sotto l'effetto di alcol e droga. Cioè, qui parliamo di ragazzetti sotto i 14 anni. L'ordinanza della discordia e dell'essenzialità, ripete il primo cittadino. Sarei pronto a revocarla se solo i genitori facessero per intero il loro dovere. Noi l'abbiamo pensata attuata per proteggere i 14enni che girano in maniera incontrollata per tutta la notte, cercando di aggredire i loro coetanei o arrecare danno alle strutture balneari. Sembra che sia il loro gioco preferito. L'ordinanza durerà sino a settembre, quando la cittadina del Tirreno tornerà a essere occupata solo dai residenti. I più scalmanati sono i figli dei vacanzieri, sostiene il sindaco. Alcuni giorni prima di emettere l'ordinanza, un ragazzino è stato aggredito da un branco di adolescenti e si è salvato solo perché è riuscito a rifugiarsi in un locale. Il sindaco di Praia Mare ha avuto un colloquio telefonico con la prefetta di Cosenza, alla quale ha riferito di essere pronto a revocare l'ordinanza, solo se ci sono da parte della prefettura atti concreti per arginare il fenomeno. E qua mi fermo, ma prosegue l'articolo solo sul Corriere quest'oggi, a pagina 18, con... E arriva la psicologa, e non so se è del PD, scherzo, non è del PD, la psicologa Giannini, che risponde: non si educa con i divieti, così è una sfida. Non si affronta un tema così delicato con una ordinanza sindacale. Netta la posizione della psicologa e criminologa Anna Maria Giannini, docente alla Sapienza. Un divieto come quello imposto a Praia Mare può essere efficace sui ragazzi? Risponde la psicologa. Ogni divieto imposto agli under 14 può diventare una sfida. Un tredicenne potrebbe viverlo come un'attrazione. Il rischio è che accumuli frustrazione e rabbia che poi può sfogare di giorno. E qua mi fermo, ma adesso c'è un nuovo modo di educare i ragazzi all'americana, ve ne parlo tra poco. Lasciamogli fare quello che vogliono, così imparano sulla loro pelle. Siete d'accordo? Scrivetemi 340 67 09 659. C'è la pausa, torniamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e con l'onore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Gira il mondo,
mondo gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e con l'olore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte segue sempre il giorno ed il giorno verrà. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte segue sempre il giorno ed il giorno verrà. Che ricordi ragazzi! Il mondo nella versione di Davide Pepe, la trovate facilmente sugli store digitali e su YouTube. Suoni moderni fusi con l'emozione originale dei tempi di Jimmy Fontana, con un grande abbraccio a chi purtroppo non c'è più e la sua musica rimane per sempre con noi, come Livio Macchia dei Camaleonti, che se n'è andato, che avevamo intervistato pochi mesi fa su queste frequenze a proposito di musica che non c'è più e che ormai non si sente più sulle radio cosiddette importanti. Il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varin, certo una rassegna stampa sempre particolare la nostra, non stiamo sui soliti argomenti ma cerchiamo di portarvi qualcosa di diverso e mi fa piacere che apprezziate, mamma mia, quanti WhatsApp al 340 67 09 659. Vediamo un po', com'è che in Italia arrivano i clandestini, perché si dice che scappano da guerra, attraversano il mare. Invece mi chiedo come mai la gente di Gaza non va in Egitto, che confina con loro, e non li fanno andare. Si preferisce lasciare morire di fame i propri figli, o non sarà che sono terroristi di Hamas e che non li lasciano passare? Beh, chi è stato in Egitto, ragazzi, e nella zona del Sinai, sapete bene quanti controlli, non puoi circolare neanche col pullman, ci deve essere la scorta con i metal detector, sapete bene che atmosfera si respirava decenni fa da quelle parti, ti puoi immaginare adesso. WhatsApp al 340 6709 659, c'è un audio, sentiamo cosa dice questo. Buongiorno Sammy, buongiorno. Quella. Stavo ascoltando appunto la dottoressa Matoni, ma una parola ha detto sul decreto sicurezza. A decidere, indipendentemente da tutto, sarà sempre il giudice se liberare, arrestare o mandare in struttura protetta la persona. Ora, fino ad oggi, abbiamo sempre visto che borseggiatori, ladri e cose del genere vengono immediatamente rilasciati. Continuerà così, non ci piove. È come quelle altre che hanno scritto, adesso non mi ricordo più per cosa, per quale reato, fino a 4 anni. Dato che fino a 4 anni in galera non ci vai, non serve un tubo. Io non sono un giurista, per la carità, però per logica, a quel punto, quando qualcuno beccherà una di queste ladre o questo ladro, chiunque esso sia, a quel punto andrà davanti al giudice, che sarà ovviamente colui il quale già prima li mollava tutti. A quel punto diranno no, per la carità non è arrestabile, assolutamente deve essere lasciata libera o deve essere lasciato libero, sia uomo che donna che diavolo sia, capite? Per cui
No, non va bene così per niente, sia ben chiaro, però no. non possiamo farci nulla, non sono io tra le varie cose quello che decide qualcosa, io subisco e basta, come penso tanti di noi. Facciamo Ciao. la rivoluzione anche nel settore giustizia, ma soprattutto, insomma, parlando poi delle zingarelle che rubano. E attenzione, non rubano solo le zingarelle, perché la fregatura di questi poster della Lega fissi per Roma è che abbiamo fatto un po' degli stereotipi con l'intelligenza artificiale. Dovevamo mettere quella in giacca e cravatta vestita bene che ruba, hai capito? Che è vero, adesso le zingarelle sono vestite molto bene, ma chiaro, faceva più impressione anche quelli che occupano casa. Abbiamo messo quelli tutti vestiti male che ricordano un sudamericano, un rom, eccetera, ma non sempre. Loro sono i primi che occupano, poi subaffittano a te che magari sei italianissimo, sei bianco come una formagella. È stato forse quello l'errore che abbiamo fatto. Ti dico la verità, a me se ci danno il permesso, sono il primo che arriva lì subito da Bosatra o chi c'è in questi giorni e preleva un po' di poster da affiggere nella mia Cassano Magnago. Non so se viene presa questa decisione, io sono pronto immediatamente a riempire Cassano Magnago in provincia di Varese, dove abito, di questi poster che raccontano molto bene il decreto sicurezza. C'è un altro audio sul cursore. Buongiorno. Buongiorno. Io credo che discutere sulla situazione mediorientale partendo dall'attacco di Hamas alla popolazione di Israele è sicuramente sbagliato, cioè non è iniziata lì la storia, è una storia lunga e e questo sfugge o non viene mai detta, ha una connotazione di tipo religiosa, anche da parte di Israele, soprattutto da parte di Israele. E quindi io inviterei a ragionare in questi termini e si capirebbero tante cose, perché l'obiettivo di Israele non è Hamas, l'obiettivo di Israele è quello che la sua religione prevede che debba essere realizzato. Buongiorno. Grazie. Non è che gli islamici sono più gentili dal punto di vista religioso e non soltanto. Chiaro che per troppi decenni abbiamo fatto finta di niente, vedevamo il ragazzino che tirava i sassi al di là del filo spinato contro i soldati israeliani gli sparavano, lo uccidevano e noi forse davamo, noi giornalisti, forse davamo la notizia, ma eravamo anche un po' annoiati di dare ogni giorno la notizia che era morto un bambino israeliano che tirava, un bambino palestinese che tirava i sassi ai soldati israeliani, e ce ne siamo un po' fottuti di questo ed è stato anche un nostro errore forse. Sì. Sammy, ti ripeto quello che ho scritto ieri: solo dopo l'annientamento di Hamas si potrà costituire lo Stato di Palestina libero dalla dittatura dei terroristi, ci scrive Luciana da Muggiò. Chiaro che adesso ci stanno dicendo: ma come? Adesso tutti riconoscono la Palestina e l'Italia no? E allora ritorno certamente sui giornaloni, invitandovi ancora a scrivere al 340 6709 659, perché chiaramente non smetto di leggere i vostri messaggi. Dove vado? Volevo giustamente andare su chi ricorda questa cosa. Per le linee telefoniche, sì, ricordo, siamo in orario estivo, di solito le apriamo tra le 9 e le 9:30, in queste settimane le apriamo tra le 10 e le 10:30, ok? Su Repubblica, a proposito della svolta storica, Londra, Starmer annuncia sia lo Stato palestinese, c'è Ferrara, è stato l'ambasciatore Pasquale Ferrara a guidare gli affari politici della Farnesina con delega sul Medio Oriente. Oggi non è più in servizio, ma non a riposo, ed è il promotore della lettera con la quale 60 ex diplomatici hanno chiesto al governo italiano di agire con più decisione per fermare i massacri di civili a Gaza. Che cosa dice Ferrara? Questa frase: per l'Italia ora è difficile rimandare la scelta. La scelta di che è? Di riconoscere la
Palestina. Ve la leggete se volete. Oddio, ho visto Casarini per un attimo, mamma mia, ma cosa è successo? Sì, perché sei entrato su Repubblica, Sammy, lo sai che è pericolosissimo andare su Repubblica? La mamma non ti ha insegnato niente? Pagina 6 di Repubblica, certo. Si ritorna su percosse e odio razziale, indagini sull'aggressione agli ebrei in autogrill. La Procura di Milano ha identificato 3 persone grazie alle immagini. Il turista francese picchiato, offese sul web contro mio figlio di 6 anni. Al vaglio dell'inquirente i video dell'area di servizio, oltre a quello girato dall'uomo con il cellulare che dice non toglierò mai la kippah. Esagerazioni forse magari per qualcuno di noi, ma chiaramente noi siamo meno succubi della religione, non ce ne fotte assolutamente niente, loro sono religiosi, come gli islamici d'altronde. Sì, avevo visto bene, è proprio Casarini che mi guarda. Cedere alla rabbia è un regalo a Netanyahu, dice Casarini su Repubblica, intervistato da Francesco Bei. Il dramma di questa tragedia è proprio l'odio che si spande senza controllo e diventa l'unico mezzo di relazione possibile. Attenzione, chissà se pensa anche all'odio che instillano proprio loro, pluralia molto maiestatis, di sinistra. In questo Gaza è una guerra costituente, nel senso che il mondo che verrà dopo sarà costruito su queste fondamenta. Luca Casarini, da storico leader della protesta No Global, da anni ha intrapreso un percorso diverso che lo ha portato a fondare Mediterranea, al rapporto forte con Papa Francesco e all'impegno in mare per salvare i migranti. E non funziona più il microfono, lo dico ai registi, non va più e non posso leggere l'intervista a Casarini. Mi spiace, non so come mai è successa sta cosa e adesso provo a vedere, leggendo qualcosa d'altro, se il microfono... Scusate, ci sono problemi tecnici, non mi permette di leggere l'intervista a Casarini. Aspetta che provo ad andare sul quotidiano Il Giornale. Funziona con Il Giornale. Propal, primi arresti, signore. È tornato a funzionare il microfono grazie ai nostri registi che hanno sistemato questo problema politico, a quanto pare. Questa è Radio Libertà. Dai, sto un po' scherzando. Posso scherzare, ragazzi? Faccio radio da quasi 50 anni. Uno si può permettere di scherzare. Siamo comunicatori anche noi. Io vi conosco uno ad uno. Sì, anche tu, nuovo ascoltatore di Radio Libertà, hai cercato questo segnale perché sei stufo della solita rassegna stampa di Radio 24, di quella di Radio Popolare. Come ti capisco. Hai fatto bene a non rassegnarti. Hai trovato la rassegna stampa di Sammy Varin, che poi puoi riascoltare in podcast sul sito radiolibertà.net o su YouTube o Facebook, cercando anche la pagina di Lega Salvini Premier. Dopo questo spottone autoincensante, torno sul quotidiano Il Giornale. Propal, primi arresti, manette, 47 indagati per gli scontri di Torino. Ebrei picchiati in autogrill, aggravante razziale. Centropagina. La russa, benvengano in politica altri Berlusconi. Non so cosa è successo, ho avuto un fremito. Starmer verso il sì alla Palestina. Bruxelles frena dazi, intesa non vincolante. Vi basta? Se non vi basta, entro all'interno del quotidiano Il Giornale ed eccola qua la verità. La russa apre a Pier Silvio, benvengano i Berlusconi. Il presidente del Senato, con il ventaglio in mano, legge elettorale con le preferenze. La seconda carica dello Stato e la cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare. Figli del cavi in politica sarebbe un fatto auspicabile, non solo possibile. Dan, da, da, dan. Vado avanti, certamente. Vi faccio godere ancora un po' con il quotidiano Il Tempo, che prosegue la sua inchiesta. Governo fascio, Bibi Hitler, il delirio delle toghe rosse, e dopo lo scoop l'attacco a Il Tempo. Dopo le rivelazioni sul buco nel bilancio dell'Associazione Nazionale Magistrati,
È guerra aperta tra i magistrati. Ecco come nelle chat dell'associazione si scatena l'ira dei giudici a colpi di ideologia, tra deliri sulla soluzione finale a Gaza, offese a Meloni e dileggio al nostro giornale. Questo è l'argomento principale del quotidiano Il Tempo, ma di spalla c'è anche, prosegue il viaggio nell'Islam radicale. Se pensate anche voi queste cose, Il Tempo è da acquistare, praticamente ne parla, è uno dei pochi giornali che ne parla tutti i giorni, e infatti fatua a go per Il Tempo e per la Lega. False moschee e carceri, così 200 finti imam arruolano i terroristi. Del Mastro, fermiamoli. Giro ancora, signori, sul quotidiano Il Tempo, tra i richiami in prima pagina la cerimonia del Ventaglio, anche qui regionali, la versione di La Russa, attenzione alla versione di La Russa riportata anche da altri giornali, Zaia non farà una lista civica. E questo già mi basta. Tutti i guai del PD, Schlein scoppia la Grana Puglia, si dimette il sindaco di Taranto e Conte blocca, tra virgolette, la Toscana. Giro la pagina, ecco l'argomento principale sul quotidiano Il Tempo: il fondamentalismo in carcere. Non ci abbiamo pensato, ma questi in carcere diventano ancora più cattivi. E i 200 predicatori della jihad, così l'Italia combatte il terrorismo, espulsioni in aumento, il 30% nasce da osservazioni nei penitenziari. Dal 2024 rafforzato il contrasto a possibili attentatori con analisti specializzati. L'aggressione antisemita all'autogrill, la procura indaga per il reato di odio razziale, ma si prosegue l'argomento a pagina 3 del Tempo sui finanziamenti alle moschee con l'intervista al sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, che illustra l'attività di monitoraggio nelle carceri. Ora serve una legge ed ecco come controlliamo l'estremismo islamico. Tutta da leggere anche questa intervista se vi preoccupa la situazione. Manifesti rimossi. A proposito di comunicazione, quella della Lega, il caso va in procura. Avete sentito dalla Matone, questa mattina ci sarà un flash mob del nostro movimento. Salvini, censura allucinante. Sulla graticola l'assessore Romano che ha chiesto agli uffici verifiche sui cartelli che esponevano le norme del decreto sicurezza. Le trovate, basta cercare Lega Salvini Premier su Facebook, ad esempio. Il ministro: abbiamo segnalato quanto di dovere. Oggi flash mob della Lega in comune. E attenzione, il segretario Riccardo Maggi ha annunciato un esposto contro il vice premier per istigazione all'odio razziale. Quindi far vedere queste foto, le state vedendo in radiovisione sui social, scippi in metropolitana, ora finisci in galera senza scuse. Far vedere l'immagine di una rom o comunque di una che ci assomiglia è istigazione all'odio razziale. Pensateci un po'. È così? Ma chi ruba? Chi è che ruba in metropolitana? Chi è che occupa le case? Abbiamo voluto mettere la verità sul tavolo e questa cosa è meglio non dirla. Ci siamo passati anche noi da questa radio, ragazzi. Quando in alcune trasmissioni dicevamo che i rom rubano, e no, attenzione, i rom non rubano. Qualche rom che sbaglia sicuramente ruba, ma dire che i rom rubano sei possibile di denuncia, di querela. Quindi attenzione anche a come parlate voi, è importante, abbiamo imparato a nostre spese questa cosa, già 10 e passa anni fa, e cerchiamo di parlare meglio. E anche qui la comunicazione, signori, il decreto sicurezza parla di questo, e quindi dovevamo mettere una bella ragazza di fianco al poliziotto, perché è vero anche questo. A Milano ci sono bellissime ragazze, tra parentesi rom, che ti borseggiano, che ti derubano, e mai penseresti che una rom tutta unta e bisunta è una bellissima ragazza, ti fa quasi piacere che lei si appoggi alla tua cartella. Santa polenta, censura allucinante, dice Salvini, pagina 4 del Tempo. Attenzione, a pagina 8, Zaia
non farà una lista, ma che ventaglio le avete dato in mano? Scusa, non ho capito, la russa? Cos'è un ventaglio stupefacente? Vabbè, però l'ha detto lui, scusami, il Presidente del Senato. Zaia non farà una lista, Berlusconi positivo se uno dei figli in politica. Il Presidente del Senato durante il tradizionale incontro con la stampa interviene sulle prossime regionali e sugli equilibri all'interno della coalizione. Se uno è iscritto in un partito deve candidarsi in quel partito. Non mi è mai venuto in mente di fare una lista col mio nome. Mancava anche quella. Qualche voto l'avrei raccattato sicuramente, dai, stiamo scherzando. Non credo comunque che Zaia pensi a una sua compagine, lo conosco bene. Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa. Chiaramente siete assolutamente passibili di applauso se mi fate un messaggio al volo al 340 6709 659. Si parla anche della riforma elettorale, indicazione del premier e preferenze. Si tratta in silenzio sulla legge elettorale. Il centrodestra valuta se mettere il nome del candidato a Palazzo Chigi sulla scheda. Il PD guarda con interesse, ma in quel caso la sfida tra Schlein e Conte deflagherebbe. Se volete saperne di più c'è Luigi Frasca quest'oggi sul quotidiano Il Tempo. Vado avanti e dove credi di andare? Semi, non vorrei tornare ancora su Repubblica? Anche qui c'è la russa, vedo bene Berlusconi in politica, Zaia non faccia la lista, sempre con in mano lo stesso ventaglio. Ecco, questo è il ventaglio che è stato quello che gli ha fatto dire ste cose. Sì, sono su Repubblica, Taranto, tra i fumi dell'Ilva che scatenano la guerra tra ambientalisti e sindaco. Nella tormentata città del siderurgico, le dimissioni di Bitetti eletto un mese fa, gli attacchi degli ecologisti, oggi il possibile ritiro. Ci rimango su Repubblica perché a interessare me, genitore, è ciò che si dice a pagina 27. Allora, abbiamo letto sul Corriere che mettono il coprifuoco anche in Italia per i ragazzetti sotto i 14 anni, non perché si pensi alla loro salute, perché vanno in giro da soli e arriva l'uomo nero, no? Attenzione, molto spesso sono neri pure loro, nel senso buono del termine. Che cazzo di senso buono c'è? No, stiamo scherzando e stiamo deviando, cioè stanno mettendo il coprifuoco in Francia e anche in Italia perché vostro figlio sotto i 14 anni esce e si pesta con altri figli e distrugge la spiaggia. C'è qualcosa che non va, secondo me. Cosa sta succedendo ai nostri figli? Bene, attenzione, la risposta arriva a pagina 27 di Repubblica, perché questa è l'era dei genitori fafo. Lasciamo ai figli la libertà di sbagliare, dice il virgolettato. Arriva dagli Stati Uniti la nuova corrente educativa contro l'ansia. Ti immagini se non davano la colpa a Trump? Con uno slogan che vuol dire fate sciocchezze e pagate nel prezzo. Che è un po' quello che a volte ci viene da fare, ma veramente lo dicevano anche i nostri nonni, bisogna sbatterci la testa così impari. Sì, ma adesso tirano fuori anche i coltelli, cioè si fanno del male tra di loro, ammazzano, rubano, violentano. L'era dei genitori fafo, mamme e papà di pargoli capricciosi indietro tutta. Gli approcci educativi che hanno dominato la cultura del parenting negli ultimi decenni non pagano. Fallito l'approccio gentile, dove ci si sforza di essere sempre comprensivi, dando ampie spiegazioni ai piccoli, così come quello iperprotettivo dei genitori elicottero, ossessionati dal controllare le vite dei figli per evitare il fallimento, o degli spazzaneve impegnati a eliminare gli ostacoli dai percorsi dei loro rampolli. Lo sforzo di mantenere la calma anche davanti alle bizze più esasperanti, così come quello di crescere personcine che non abbiano bisogno di uno psicanalista cui confidare traumi infantili, ormai lo dicono le statistiche, ha trasformato i ragazzi della generazione Z in adulti fragili, più incapaci di gestire relazioni amorose e di lavoro perché non hanno mai ricevuto dei no.
e particolarmente inclini a soffrire di ansia e depressione, abituati come sono ad avere qualcun altro sempre pronti a risolvere i loro problemi. Lo scrive il Wall Street Journal citando numerosi studi, da quegli Stati Uniti dove ormai da anni ci si cervella sul modo migliore per crescere figli sereni, arriva dunque una nuova tendenza educativa, il FAFO, acronimo dell'esplicito fucking around and find out, liberamente traducibile con fate sciocchezze e pagarne il prezzo. Si basa infatti sull'idea che solo l'esperienza fatta sulla propria pelle aiuta a crescere. Qua mi fermo, ma c'è un intero paginone oggi sul quotidiano Repubblica, a pagina 27, lasciategli distruggere la città, lasciateli picchiare, violentare, derubare, lasciateli imparare dai figli del barcone, sono loro i loro capibranco. Un'idiozia. I bambini non sanno decidere da soli, per fortuna il quotidiano Repubblica mette di spalla il pedagogista che dirige il centro psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti, si chiama Daniele Novara. Mi sembra un'emerita stupidaggine questo FAFO, una parodia del cognitivismo, avete capito tutto chiaramente cosa significhi, un approccio senza alcuna base scientifica, come ci ha spiegato Jean Piaget, che non conosciamo, certo, hanno confermato le neuroscienze, i bambini non hanno, almeno fino a 10-11 anni, il senso delle conseguenze, se non sul piano strettamente pratico. Su base istintuale vogliono uscire in maglietta anche quando piove, ma lasciarli fare non gli insegnerà nulla. L'idea che i bambini debbano ragionare da soli non è il metodo Montessori, il suo contrario. Chi sostiene il FAFO ritiene che sia la via per superare l'educazione gentile che alla generazione Z avrebbe fatto solo danni, risponde il Daniele Novara, pedagogista. Resto scettico. Certo, da 30 anni viviamo un'era narcisistica in Occidente che ha infragilito i genitori, mamme e papà, che fanno fatica ad assumersi la responsabilità dell'educazione. Non ci si può mettere alla pari con i figli. Il ruolo genitoriale necessita impegno, dedizione, sacrificio. Non puoi fare tutte le sere happy hour perché i bimbi non ce la fanno fisicamente. Qua mi fermo, ma certamente è tutto da leggere per voi genitori, ma anche voi nonni. A pagina 27, lo so, è un bel casino. Oggi dovete mettervi parrucca e barba finta, andare dall'edicolante e comprare il quotidiano Repubblica. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Resta la sabbia come l'amaro, come l'americano che ti bevevi ieri sera mentre dicevo ti amo. Oggi le onde annegano la mia memoria, sempre la stessa storia. Vieni, mi prendi e te ne vai, come vorrei che tu fossi, come non sei. Eravamo adatti solo in quei tratti, scattavo selfie, matti, fatti. Quello che ho visto bene è quello che mi tiene lontano da te. Sale sulle mie gambe sole, sotto la pelle notte, sulle mie spalle, sola tra mille stelle, ballando passi falsi, regina tra i diamanti, Calipso, mi chiamavi Calipso. Dicevi di amare me prima di amare te. Non resisto se mi guardi, sai confondere. Mi guardo allo specchio e vedo, mi guardo allo specchio e rido. Rido di me, di te, di me, con te vicino.
Love yourself, state of mind. Don't tell me why, lo stomaco è flying. Luce di notte, conchiglie rotte, glitter in fronte, il gusto di cocktail. Ora mi hai vista bene, nuoto con le sirene, lontano da te. Sale sulle mie gambe, sole sotto la pelle, notte sulle mie spalle, sola tra mille stelle, ballando passi falsi, regina tra i diamanti in calipso. Mi chiamavi Calipso. Ascolta la pelle che sai toccare, tra le mie labbra sete da mare. Un'ultima notte senza parlare, portati il cuore a me che rimane. Sale sulle mie gambe, sole sotto la pelle, notte sulle mie spalle, sola tra mille stelle, ballando passi falsi, regina tra i diamanti in calipso. Mi chiamavi Calipso. Aspetta un po', la stavo ballando, ma porco cane, il regista, basta che dico e subito mi abbassa, la devi sfumare, tienimela in sottofondo, ti devo dire tutto, ragazzi. No, è che la stavano ballando pure loro, questa Calipso di Simona Vaira, da Foggia, vivace e vanitoso, per scegliere noi stessi, un pezzo veramente sfrontato che rimetterei da capo se non fosse che, ragazzi, sono di corsissima, mi avete scritto tantissimi messaggi, questi mi aspettano fuori se non glieli leggo, ve li leggo, promesso, attrice, cantante, ballerina e anche gattara, miau, Simona Vaira. Buongiorno ascoltatori speciali dal sorriso meraviglioso, gli occhi spaccanti, avete scaricato l'applicazione di Radio Libertà? Sì che lo avete fatto. Ciao anche a chi mi segue in replica, in versione estate, vado in onda ancora dopo le 6 di sera, è stupendo, e dico le stesse cose che ho detto la mattina, è pazzesca questa rassegna stampa ripetuta. Sì, più avanti, datemi 10 minuti vi prego, leggo i vostri messaggi e sentiamo anche le vostre chiamate. Non posso fare a meno di leggere il quotidiano La Stampa, dazi accordo già in bilico. Davide Romano intervistato sul quotidiano La Stampa pagina 11, basta una kippa per essere aggrediti, la politica condanna solo se conviene, dice il direttore del museo della Brigata Ebraica, quando ad agire il branco c'è da aver paura. Più divertente Luca Bottura, dai, questo ve lo leggo, fa un po' ridere. Dio, sai che l'umorismo dei sinistrorsi è sempre particolare, ve ne leggo qualche riga, non esageriamo. Dazi e battaglia, scrive sulla Stampa Luca Bottura nella sua Minimum Pax. La cima Falkner delle Dolomiti frana a causa del dissesto da scioglimento dei ghiacci a pochi metri da Giuseppe Cruciani. Io la indagherei per tentato omicidio premeditato. Putin lancia Max, alternativa locale a WhatsApp che sarà obbligatoriamente installato su tutti i cellulari russi. Infinite le suonerie, ce n'è una anche con la voce del professor Orsini. Stavo sentendo le risate, ma non sono riuscito. Ieri Matteo Salvini ha inaugurato la Galleria del Frejus, inneggiando alla doppia canna. Poi, coerentemente, si è arrestato da solo e si è condannato a 10 anni per apologia di stupefacenti. Non riesco, mi viene così tanto da ridere, ragazzi, non riesco a proseguire. Aperti negli USA i primi ristoranti Tesla. Se non stai attento con le batterie, insieme alle patate e arrosto servono pure te. Si infettiscono le voci di un'autocandidatura di Giorgia Meloni nel 2029 al Quirinale. Vista la distanza, si tratterebbe della Marcetta su Roma. Cosa c'è? Mi volete portare via? Dai, proseguo ancora. Stanno ridendo i nostri ascoltatori. Vero che ridete? Prime crepe nell'accordo tra UE e USA sui dazi. Von der Leyen sarebbe restia ad adottare Star Spangled Banner come inno europeo. In particolare il ricorso riguarderebbe le tasse sui colossi del web americani che rischiano di non essere più accessibili dalle nostre parti, e le reazioni non sono tardate. Impallato per troppi accessi il sito di Pornhub. Guerra in Ucraina, nessuna risposta di Putin a Trump sull'ennesimo penultimatum americano. Se arrivasse sarebbe firmata un amico.
Giulia, sul cinema aperto a tutti i suggerimenti anche da parte di chi abbia almeno il pollice opponibile. Procedono gli attacchi al suo predecessore. Addio al cantante dei Camaleonti. Per questioni di affinità cromatiche scrisse l'inno di Italia Viva e 5 Stelle. Signori, Luca Bottura ci ha fatto ridere, ma ho qualche dubbio sul quotidiano La Stampa. E visto che ce l'ho aperto, proseguo perché, attenzione, arrivano i cacicchi, o meglio tornano a pagina 14. Regionali, la tela di slime tra inchieste e cacicchi, alleanze senza strappi. Ma c'è anche Giuseppe Conte, intervistato a pagina 15 su Marche e Campania, niente scambi, verso Ricci non c'è spirito sanguinario. Siamo al quotidiano La Stampa e giustamente si fa anche un po' di terrorismi, noi ostaggio delle zanzare. In Italia cresce il contagio del virus West Nile, 7 morti in 31 province, limitazioni per le donazioni di sangue e il Piemonte vuole usare i fondi sanitari per disinfestare. Oddio, non è una cattiva idea, ragazzi miei, disinfestare penso che debba già accadere normalmente, o no? La Verità, attenzione alla Verità, voi gomblottisti, oggi è il vostro giornale, lo è tutti i giorni, ma oggi in particolare perché sul fronte Covid le sezioni riunite sconfessano il Tribunale dei Ministri, ne parla solo La Verità quest'oggi, la Cassazione rimette Conte e Speranza nel mirino. Il reato di epidemia colposa non si riferisce solo agli untori, ma anche a chi si è macchiato di omissione. Esultano i familiari delle vittime, riaprite tutti i procedimenti, torna cruciale l'assenza del piano pandemico. Chiaro che così facendo ci hanno bloccato nuovamente sui social. L'Unione Europea a pezzi tenta la retromarcia sui dazi. E attenzione, a rimetterci sono solo gli onesti, il coprifuoco per fermare i crimini degli immigrati è la resa della civiltà. Boni Castellane oggi è uno dei pochi commenti su questo argomento, nessuno osa farlo. Sul quotidiano La Verità si parla di Francia, dove per gestire le baby gang di immigrati di seconda generazione, vedi che te la spiega bene, La Verità, i sindaci istituiscono il coprifuoco per i minori. Non ce ne accorgiamo, ma rinunciare alla libertà perché non riusciamo a fronteggiare il crimine di importazione è il regresso finale della nostra civiltà a una sorta di stato di natura. Chiaro che ci siamo già passati in altri tempi. A proposito di Covid, all'interno, pagina 2, come vi dicevo, svolta sull'epidemia colposa, la Cassazione spariglia le carte per Speranza e Company, l'inganno dei sieri è nei Pfizer Papers, sollievo per i familiari delle vittime, ora si riaprano i procedimenti. Vaccinare bimbi e adolescenti fu un diktat inutile e dannoso, si ripercorre tutto quanto oggi sul quotidiano La Verità. Chiaro che se avete avuto qualche effetto avverso, diciamolo così, è il caso di seguire l'argomento. Ma pagina 12, quello che volevo io, la libertà ceduta per fermare i crimini degli immigrati è la fine della civiltà. Il coprifuoco delle città francesi, attenzione, abbiamo visto che arriva anche in Italia, Praia Mare in Calabria mette il coprifuoco dalla 00:30 per i bambini sotto i 14 anni. Ocio, se sono accompagnati no, va bene, ma dovete tenerli al guinzaglio, mi raccomando. Il coprifuoco delle città francesi, c'era il guinzaglio, tanti anni fa c'era il guinzaglio per i bambinettini piccoli. Il coprifuoco delle città francesi contro le baby gang punirà solo gli onesti già barricati per paura, mentre i fuorilegge lo violeranno. Girare di notte non dovrebbe essere un pericolo, bensì un diritto basilare. Una parte di Europa è regredita a livello precivile, a una sorta di stato di natura. Boni Castellani, in un bel paginone a pagina 12 del quotidiano La Verità, medita su questa decisione di molti sindaci francesi, a quanto pare anche in Italia.
Ma che telemeloni, la Rai è piena di woke. Pagina 19, si intervista sulla Verità Alberto Contri, esperto ed ex consigliere della TV pubblica. A parte un po' di fisiologico allineamento governativo, come abbiamo sempre visto, i giornalisti attivi sono i soliti e i contenuti progressisti fioccano, comprese alcune allarmanti derive transumaniste. Transumanista è bello, come termine, non male. Prendo fiato e vado su Libero. Mentre vado su Libero, apro le linee. Chi mi segue in diretta alle 10:12 può chiamare da questo momento 029294 7222, affollare in attesa le nostre linee. State in linea, non appendete. Intanto vi leggo una poltrona per Gaza. Dall'ONU al Parlamento, Francesca Albanese attacca la Meloni e avvisa: non escludo di fare politica. Antisemitismo? Colpa di Israele. E la sinistra la corteggia. Di spalla l'aggressione in autogrill, caccia all'ebreo. Cos'altro deve succedere? E poi Conte che minaccia il PD. Se Ricci non parla, puntini puntini. Ora il PD crocifigge Ursula, ma non può sfiduciarla dopo l'intesa con gli USA. Un piccolo trafiletto per ricordare la proposta che ha fatto ieri Matteo Salvini. Ne abbiamo discusso con Alessandro Morelli poco fa. Stop al patto di stabilità, visto tutte ste cose che succedono. Dazi, mica dazi. Albanese show alla Camera. Albanese non è il comico, ma questa non fa per niente ridere. Meloni viola il diritto, antisemitismo colpa di Bibi, non escludo di fare politica. Passerella dell'inviata delle Nazioni Unite in Parlamento con i deputati di sinistra in adorazione. L'Italia non sta impedendo il genocidio, poi si lagna della freddezza del governo e auspica per sé il Nobel per la pace, la lunga giornata della star, dei compagni. State in linea, non scappate. 0292947222. Se avete chiamato restate in attesa, sentite una musichetta suonata personalmente dai nostri registi e state lì, perché, e devo dirlo ragazzi, adesso si sta veramente superando ogni limite. Ne parla anche a pagina 18 Libero, ma tutti i quotidiani anche oggi ne parlano. Gli audio di Raoul Bova diventano spot e lui minaccia di denunciare tutti. Infatti io sono un po' preoccupato, perché prima vi ho salutato dicendo buongiorno ascoltatori speciali dal sorriso meraviglioso e gli occhi spaccanti. Avete scaricato l'app di Radio Libertà e per questo Bova denuncia la compagnia che ha detto Ryanair, ma anche il Napoli hanno usato i messaggi scottanti su X e TikTok per delle pubblicità e rischiano una causa. La procura ipotizza pure il reato di ricettazione e tutto perché questo Bova, insomma, ha avuto quella storia con la tipa che voleva diventare famosa e gli ha fatto avere tutte le chat a Corona insieme a un altro, però forse erano drogati quando ha fatto sta cosa. Le grane dell'attore di Don Matteo, che adesso denuncia tutti quanti per questa cosa. Oh, spero mica che denuncia che Sammy Varin, stavo scherzando, però la frase è bellissima, ascoltatori speciali dal sorriso meraviglioso e gli occhi spaccanti. E non è male, sono innamorato di voi o no? 0292947222. Voglio sentire le vostre voci, cari ascoltatori speciali dal sorriso meraviglioso e gli occhi spaccanti. Pronto? Come va? Uela, buongiorno. Ho sentito stamattina che ce l'avevi dicevi che ci sono anche gli zingarelli che rubano, no? Mica solo loro, qualcuno, sì, ma pochi. No, guarda, nella mia lunga vita mi è capitato, sai, di tutto, è inutile perché sennò non la finisco mai di parlare. Però ti dirò che dove abito io, la signora che abita sopra non è di Quadoregna ed è una brava persona, ma tutti i suoi parenti, io ho sentito rugare nella serratura di casa mia e guardo dall'occhiolino magico, nel frattempo brontolavo, vedo una signora che scappa.
Ma indovina chi era? Era la sorella della signora sopra, e così a me sono capitati parecchi dell'America Latina. Grazie cara, non facciamo di tutta l'erba un fascio, ditemi che non vi è mai capitato di sbagliare porta, ditemi che non vi è mai capitato, non ci credo, a me è capitato, è che infili la chiave in una serratura e non è la tua porta. Perché mi guardate con quella faccia? Non vi è mai capitata sta cosa? Chiaro, ma può accadere quella volta. O che sbagli piano. Io abitavo al 5° piano, a volte è capitato che l'ascensore, per i cazzi suoi, mi portava al 4° e mettevo dentro non vi è mai capitato, ok. C'ho un ascensore comunista. Dai, un'altra chiamata. Chi vuole parlare con me? Pronto? Buongiorno signor Semmi Di Getta. Buongiorno. Allora io volevo intervenire sulla sicurezza, la polizia, come reagire alle aggressioni, signor Semmi. Allora io ho visto su un video in cui 2 carabinieri intervengono per fermare un delinquente e questo li aggredisce e li costringe a fuggire addirittura, e i 2 non intervengono o con la pistola o il taser, se ce l'hanno. Mi trasmette una frustrazione, signor Semmi, ed una rabbia incredibile. Questo è l'effetto delle pressioni giuridiche, secondo me, ed anche mediatiche, esercitate da schieramenti politici che sono schierate a favore di delinquenti e non verso le forze dell'ordine. Mi chiedo allora, signor Semmi, quali sono le attuali regole di ingaggio permesse agli agenti quando si trovano in situazioni estreme in cui rischiano la loro vita? In tutti i paesi occidentali evoluti e forti, in primis gli Stati Uniti, le forze dell'ordine sono tutelate nel migliore dei modi e non lasciate allo sbando come in Italia. Allora, cosa serve dare in dotazione agli agenti pistole, manganelli, taser o altri strumenti se poi non è concesso loro di usarli nei modi richiesti? Grazie cara, non ti dico, qui a Milano si stanno svegliando adesso con i taser eccetera. Sì, cambiare gli ordini che hanno questi poliziotti non sarebbe male. Viviamo in un paese dei balocchi, possediamo giacimenti di gas in tutta la penisola, sia in mare che in terra, abbiamo l'ex Ilva per l'acciaio e cosa facciamo? Spendiamo miliardi con dazi al 15% da paesi stranieri. Lo so, caro mio, ma ci vorrebbe la secessione dall'Europa. Ricordatevi il 40% di voti che la Lega ha buttato con il governo Draghi. Ferdinando, ricordati che se non ci fossimo stati lì ci avresti ancora la polizia che ti aspetta fuori di casa per non farti uscire. Non ho sentito notizie di difesa ai cittadini francesi ebrei aggrediti in autogrill da parte dei sinistri italiani o dai politici francesi. No, non è vero, c'erano. Buongiorno, desidero chiedere alla vostra gentile ospite se la legge per l'occupazione delle case vale anche per le case dei privati. Grazie Pina, purtroppo non ho fatto in tempo a leggere, però certamente che vale anche per le case dei privati, ci mancherebbe altro. Buongiorno, per avere un voto in più si vendono anche il sedere questi comunisti, sono la vergogna dell'Italia, perché si dice sempre PD, il loro vero simbolo è PC. Però qualcuno non è d'accordo, su questo fronte sono vecchi comunisti che dicono questi che non arrivano più dai comunisti. Ma il Lollobrigida cosa sta facendo per l'agricoltura? Devo risponderti io, sono mica Lollobrigida, chiedere Lollobrigida. Io avevo parlato già da mesi, forse qualche anno, sulla caratura di certi personaggi, non è certamente il caso di Lollobrigida, ma dalla destra di Fratelli d'Italia sono arrivati personaggi che a volte... però non è mica Lollobrigida. Si può lasciare sbagliare il ragazzo se l'errore non si trasforma in tragedia, ma soprattutto se il ragazzo è minimamente intelligente da capire che sbaglia e recepisce il valore di fare esperienza. Altrimenti validissimo il coprifuoco, scrive Marco, che a quanto pare ci ascolta da Praia a Mare, dove vige il coprifuoco. State in linea 0292947222. Vediamo quante linee in attesa ci possiamo avere. 7, 8, 10, 40. Ci sono 2 audio, sentiamo i 2 audio. Sono Walter, oggi ti Ciao. mando un messaggio, non ti scrivo. Volevo sapere se i 10.000 che vogliono scarcerare sono già in giro, perché da quello che vedo secondo me ne hanno già liberati qualcuno. Tutto qua, sapere solo quello. Ciao. Queste domande. Mi ero dimenticato. Volevo
consigliare a tutti di rileggere I Promessi Sposi, perché insomma quando ce l'ha letto Cainarca, le famose grida. Quindi noi per risolvere un problema facciamo la legge, poi che la legge non sia applicata, frega un cazzo, abbiamo fatto la legge e siamo a posto. Purtroppo i magistrati non fanno parte di questo governo. E a proposito di Promessi Sposi, doveva essere una sorpresa, però ve lo dico, dai. Il giorno di Ferragosto e il giorno successivo a Ferragosto, se sarete in vacanza con la vostra radiolina, se sarete a casa, vi sentirete un po' soli perché non c'è nessuno e non si sta poi così tanto male, accendete Radio Libertà. Sorpresa, ogni ora la lettura dei Promessi Sposi da parte di Giulio Cainarca, un'opera storica che ha fatto qualche tempo fa, amatissima da voi ascoltatori storici, ma anche molte persone che non l'hanno mai sentita, mai ascoltata. Il giorno di Ferragosto e il giorno successivo I Promessi Sposi, la storia della colonna infame e non soltanto, ogni ora un capitolo dei Promessi Sposi e delle altre opere di Manzoni, roba mai fatta sulle radio libere. Dai, le vostre voci 02 9294 7222. Pronto? Eccoci, tocca proprio a te, prego. Dai, vedi, l'ho fatto aspettare troppo. Sei tu, sei in diretta, buongiorno. Aspetta. Eccola. Niente da fare, purtroppo non sente il ritorno. Altra telefonata, pronto? Pronto? Eccola, buongiorno. Buongiorno, sono Gino. Prima di tutto Zaia per sempre, dopo Salvini però, per sempre. Zaia è di Conegliano Veneto, mio suocero è di Conegliano, morto purtroppo grande invalido, mia moglie Baldan tutti di Conegliano. Conegliano è una bellissima città e Zaia devono dargli, se non vogliono fargli fare il presidente della regione, gli dia un incarico importantissimo, sempre dopo Salvini, il capitano. Ora, due parole solo sulla Palestina. Ci ricordiamo in Germania i campi di concentramento, gli stermini, il popolo tedesco non sapeva nulla. Ora torniamo a Gaza. A Gaza sono stati sovvenzionati con miliardi e miliardi dal 2005, mi pare, e tutto il popolo non sapeva nulla, che sotto venivano creati tutti questi bunker sotterranei o sotto gli ospedali o sotto le chiese. Ecco quello che voglio dire, ma sono conviventi o no? Punto interrogativo. Perché non si svegliano? Perché non reagiscono? Grazie Perché caro, non perdonami che ti taglio, ma sono veramente di frettissima. Ma guarda che se nel manifesto metti l'immagine di una persona normale che borseggia, scatta riflesso subliminale. Ma no, sono i rom che rubano. Giovanni fa lo spiritoso, prendo le distanze assolutamente. Nessun manifesto di partito va esposto nelle città, abbiamo troppe reclame, ci si stordiscono da quante ci sono e sappiamo tutti che la pubblicità dà anche fastidio. Hai visto come ci ha liquidato? Visto che Salvini in Veneto non è ben visto in Veneto, è il probabile candidato Stefani troppo vicino a lui, la mancanza di una lista Zaia porterà l'elettorato a votare Fratelli d'Italia. Ci ha già distrutto la Liga Veneta con tutti gli esponenti storici che se ne sono andati. Allegher, ragazzi. Oh, siete un film drammatico quest'oggi. Ancora i vostri WhatsApp, altro che fafo. Qui bisogna tornare all'educazione dei nostri nonni e dei nostri genitori. Fuori la cintura. Dove ce l'ho la cintura? Cazzo, non c'ho la cintura dei pantaloni oggi. Lasciamoli sbagliare, certo, come no. Intanto si rovinano inevitabilmente perché non hanno la maturità per capire ovviamente una stronzata all'americana. È chiaro, Dani, la colpa poi Repubblica la dà a Trump, non te l'ho detto. Il problema è che adesso ci sono i telefonini e i nostri figli non sono più figli nostri, sono figli della chat GPT, capito? 0292947222. Pronto? Pronto? Siamo in linea. Buongiorno, Ciao. sono io. Sei tu. Ciao Sammy, Ciao. volevo dire una cosa per i manifesti.
allora, ogni comune ha l'obbligo di lasciare gli spazi per le comunicazioni dei partiti e delle associazioni. Informare all'ufficio dell'anagrafe. Bravissima Raffaella, sei stata chiarissima nonostante le difficoltà della tua malattia, ma sei grandissima. Informatevi perché ogni comune, certo, ha l'obbligo di fare questo tipo di comunicazione politica. Io te l'ho detto, aspetto la decisione, adesso oggi c'è il flash mob della Lega, fuori dal Campidoglio, la decisione della Lega, però sarebbe bello che si potesse passare in ogni sezione della Lega, ritirare questi volantini, questi poster da affiggere ognuno nel proprio comune. A me piacerebbe questa cosa. Cosa ne pensate? 340 6709 659. Trovo inutile minimizzare sul fatto di chi ruba quando loro stessi se ne vantano. Capitato proprio a me. Mi hanno detto che rubare è il loro lavoro. Veramente, lo cominciamo a vedere un po' da tutte le parti sui social. C'è un audio sul cursore. Ciao. È vero che noi l'associamo ai sinistronzi, li associamo ai comunisti, ma il vero comunista, quindi tipo Marco Rizzo, dice esattamente le nostre cose. È quello che dicevo esattamente allineato. Ti fermo però perché poi alla fine ti dà prima la carota, buona la carotina, ma c'è sempre il bastone, nel senso che poi ci accomuna a una certa tipologia di... Chiaro che quando è a braccetto con Vannacci va d'amore e d'accordo, e questo mi piace molto, infatti li vorrei entrambi qui a condurre con me. Sto per andarmene, c'è ancora qualcuno in linea? No, ecco, non chiamate più per favore perché effettivamente non ce la facciamo col tempo. Questa nuova connotazione oraria mi mette nei problemi con il Segui la Lega, non riesco a leggere gli appuntamenti, però questo giovedì 31 luglio, a proposito di Vannacci, i suoi libri vengono presentati a Porto Cervo proprio con l'autore. Giovedì 31 luglio, ore 19:30, località Liscia di Vacca, Porto Cervo, arriva il generale Vannacci. La festa della Lega Romagna a Cervia si comincia domani, giovedì 31 luglio, alle 20:30 arriva Riccardo Molinari, Galeazzo Bignami, Maurizio Lupi e Raffaele Nevi, cioè non c'è solo la Lega, ma c'è anche Fratelli d'Italia, Noi Moderati, Forza Italia. Domani, giovedì 31 luglio, ore 20:30, la festa Lega Romagna a Cervia. Arriva Matteo Salvini. Domani sera, giovedì 31 luglio. Sabato 2 agosto, Alberto Stefani, possibile candidato della Lega in Veneto. Alberto Gusmeroli, signori, con lui il fisco diventa più amico. Giancarlo Giorgetti, Massimiliano Fedriga, Michele De Pascale, sabato 2 agosto, ore 20:30, Cervia. Venerdì 1 agosto, Matteo Piantedosi, Luca Zaia, Alessandra Locatelli, Silvia Sardone, altri, venerdì 1 agosto. Domenica 3 agosto, ore 20:30, Claudio Durigona, Andrea Crippa, Luca Toccalini, Giuseppe Valditara. Non dico niente, cercate Festa Lega Romagna Cervia da domani giovedì fino a domenica 3 agosto. Robe pazzesche, l'anguriata della Lega. Proprio questa sera, via Saponaro 6 a Milano. Buonissima. C'è altro? Certo, sul sito legaonline.it tutti gli appuntamenti targati Lega. Chiaro che se mi seguite dal Lago di Como andate a Colico questo 1 e 2 agosto, la festa provinciale Lago e Valli della Lega è a Colico, Pala Legnone, Viale Padania, con tutti gli esponenti locali e non della Lega. Da Sammy Varin è veramente tutto. Grazie ai nostri registi Simone 1, Simone 2, CQCQ. Io torno ed è una minaccia domattina alle 8:30.